Fine anno, tempo di bilanci anche per il suo M118 di Mestre, che ha tirato le somme sull'anno trascorso e diffonde i dati. Le emissioni nel 2022 sono aumentate del 14% circa rispetto al 2021, con un aumento delle chiamate del 12%. Si presume che il trend sarà in crescita anche nell'anno appena iniziato. L'11% dei casi sono state chiamate in codice rosso, il 37% in giallo, il 36% in verde e il 16% in bianco. Un'importante flessione nelle chiamate c'è stato nel 2020, anno del Covid, proprio per le restrizioni. Dalla sede al Terraglio vengono gestite le chiamate dei territori della US 3 Serenissima e della US 4 Veneto Orientale, un forte impegno per gli operatori in un territorio vario e differenziato, con vari poli viari, grandi realtà industriali e un'importante complessità morfologica. Importante l'aiuto dei volontari che affiancano con i loro mezzi quelli coordinati dalla centrale operativa, quali automediche, ambulanze e idroambulanze. L'auspicio del direttore generale dell'US 3 Serenissima Edgardo Contato è che giunga un aiuto verso una sanità più diffusa, anche grazie alle strutture che si realizzeranno con i contributi per PNRR, come le case di comunità e gli ospedali di comunità che sorgeranno anche a Chioggia e che dovrebbero fornire una risposta di prossimità e un punto di riferimento a cui si potranno rivolgere i casi meno gravi, andando a pesare meno sulle strutture del SOM 118 e sui pronti soccorso. L'ultimo dell'anno, nel frattempo, nel territorio della US 3 Serenissima sono da registrarsi solo casi di malore dovuti ad abuso alcolico e per il troppo mangiare.